popolo masiro, comunemente noto come berbero, costituisce il gruppo autoctono che abitava le regioni del Maghreb prima dell'invasione araba. Il Nord Africa venne islamizzato solo a partire dal VII secolo, ma prima di loro in Algeria sono passati romani, fenici, vandali, bizantini. Successivamente fu terra di conquista per turchi e francesi. La conquista di Roma portò il latino ad essere la lingua letteraria del Nord Africa. Terenzio, Apuleio, Sant'Agostino, Tertulliano e molti altri nordafricani si espressero in questa lingua. In epoca romana, le aspre cime del Mons Ferratus, l'odierna catena del Giurgiura, ospitavano le Quinque Gentes, le 5 tribù, che non si rassegnavano alla dominazione straniera e diedero sempre filo da torcere a Roma, anche con ribellioni armate. Ancora oggi quelle gentes abitano quei monti. La regione è oggi detta Kabilia. La Kabilia è anche una regione di eroi, tra questi i mitici Massinissa e Giugurta, l'uno alleato dei Romani, determinante per sconfiggere Cartagine, l'altro, ribelli a Roma, sconfitto dopo un'aspra guerra. Oltre a loro vanno ricordate l'eroina Caina, morta combattendo contro i primi invasori arabi, e Lalla Fadman Sumer, che combatté i conquistatori francesi. Ma la Kabilia fu in prima linea anche nel preparare e nel condurre in prima persona quella rivoluzione che pose fine al colonialismo europeo in Algeria. I Kabili pagarono in quelle occasioni un pesantissimo tributo di sangue, con un numero di vittime superiore a ogni altra regione del paese. Questo ardore nel combattere per la libertà e l'indipendenza, fino al supremo sacrificio, ben giustifica il nome di Imaziren, uomini liberi, che i nordafricani danno a se stessi, rifiutando il nome di berberi, ossia barbari, che fin dai tempi dei Romani li qualifica come parlanti una lingua incomprensibile ai popoli conquistatori. La Kabilia è una regione montuosa, con un'altezza che va dagli 800 ai 2000 metri. Escludendo i grandi centri urbani, è la regione più densamente popolata dell'intera Algeria. La maggior parte dei campi è coltivata con ulivi, fichi o ciliegie, il cui raccolto soddisfa soltanto il fabbisogno dei coltivatori. I Kabili vivono anche di artigianato e di pastorizia. Il couscous è il piatto base, il prodotto berbero più conosciuto nel mondo, anche se qualcuno a torto lo associa alla cultura araba. Attualmente sono più di 20 milioni coloro che parlano ancora la lingua masira. Di questi, 5 milioni e mezzo sono i Kabili, circa il 18% degli attuali 30 milioni di algerini. L'alfabeto masiro, detto Tifinagh, vanta una storia di 2500 anni. Se i masiri hanno potuto salvare la loro lingua, le loro tradizioni, i loro valori, è solo per essersi rifugiati in vere e proprie fortezze naturali, dove, sulla cresta dei monti, spuntano villaggi come tante piccole città-stato. Chi vuole il pane bianco stia in pianura e abbassi pure la testa. Chi vuole onore e dignità vada a vivere in montagna
e si accontenti di mangiare ghiande, dice un proverbio kabilo. Le storie, la poesia, il canto e la musica rivestono un carattere quasi vitale ed è questo che spiega oggi il ruolo preponderante che occupano i cantautori kabili. Matub Lunes, Ait Mengellah, Idir e Ferhat e altri meno conosciuti hanno mantenuto accesa per decine di anni la fiamma della ribellione, con i loro canti imparati a memoria da milioni di persone. Il 20 aprile 1980, una conferenza dello scrittore Mouloud Mammeri, vietata dalle autorità, scatenò la primavera berbera, la prima rivolta aperta contro il potere del Fronte di Liberazione Nazionale. Ci furono manifestazioni, scioperi e varie settimane di sommosse nelle strade di tutta la regione, compreso nella capitale Algeri, dove la popolazione kabila è molto numerosa. Da quella data nacque il movimento culturale berbero, composto da migliaia di attivisti senza struttura verticale, che fu per tutti gli anni '80 alla punta delle lotte per la libertà democratica in Algeria. A metà degli anni '90, in piena crisi nazionale, la Kabylia torna in rivolta. Più di 1 milione di studenti boicottano la scuola algerina in quello che diventò famoso come sciopero della cartella. Questa lotta costrinse il governo a riconoscere il Masiro come uno dei fondamenti dell'identità nazionale. Tuttavia ciò non bastò, tanto che i partiti locali di matrice kabila, il Fronte delle Forze Socialiste e il Raggruppamento per la Cultura e la Democrazia vennero accusati di barattare la causa del popolo con posti di responsabilità e seggi parlamentari ad Algeri. يا قوجي البوات غلظت صارا كي ديوغا المستنيض نعربوها وارزي ينسى شنين الساحنين قديم يساوالي تنكرا غاف الحق يفروا يذوذن يتناغن. Il 25 giugno 1998 il popolare cantante kabilo Matub Lunes fu assassinato sulla strada verso casa da un commando presunto integralista, ma che la popolazione denunciò come uno degli squadroni della morte dei servizi segreti. ورقن في عوسا يظل يفيث ولا نميفكا سلغرض نعزليث ولا نميفكا سلغرض نعزليث ثوضن ثمورتي هاد صدنغ يدس غلقت ذا رمي ودفتي غذيس ثوضن ثمورتي هاد صدنغ يدس غلقت ذا رمي ودفتي غذيس سنعت بنت الزور وردقير ولا دمضور هم ثمللت العشر تسوعزلت قراد وحدس ثوضان ثمورتي تحلكي ريضس وبذغض الاصلي وإذا سفلينس وبذغض الاصلي وإذا سفلينس